Ne passiamo a SEL, Francesco Agus. Occorre una filiera dell'istruzione, SEL appoggia Pigliaru, dunque filiera dell'istruzione, scuola e formazione adeguata alle esigenze del mercato. Assolutamente. Gli unici territori oggi in Europa che vanno avanti e progrediscono sono quelli che hanno fatto grandi investimenti nel capitale umano. Questo è il motivo per cui il nostro territorio non va avanti e non progredisce. Non reggiamo il confronto con gli altri paesi, non lo facciamo perché abbiamo appunto meno infrastrutture e non abbiamo una rete di competenze adeguata. Il problema principale a quale dobbiamo porre rimedio subito dai primi 6 mesi di legislatura è quello dell'immigrazione giovanile. Con questo fenomeno drammatico, chi ha la mia età in Sardegna oggi sta decidendo in queste ore in quale paese emigrare se non l'ha già fatto. Non soltanto vanno via, non soltanto viene precluso ai sardi il diritto di vivere nel paese che amano, nel paese dove sono nati, ma assistiamo anche a una fuga di capitale umano che accresce le risorse e le competenze di altri paesi nostri concorrenti. Quindi macroeconomicamente, oltre che appunto nelle vite private di tanti sardi della mia età e non solo, assistiamo a una perdita di futuro della Sardegna. Investire sull'istruzione significa investire su... A SEL, Francesco Agus, allora abbiamo parlato di lavoro, però occorre anche dare pari opportunità secondo il vostro programma. Sì, Programma che appoggia Pigliaru. Il programma di Pigliaru è incentrato sul tema delle pari opportunità, quindi è un tema che va oltre la meritocrazia. Pari opportunità significa dare a tutti i cittadini sardi le medesime opportunità di arrivare ai loro obiettivi e alla loro felicità. Ovviamente questo tema parte appunto da quanto ho detto prima in termini di istruzione. Oggi in Sardegna le pari opportunità non ci sono perché una buona fetta di cittadini sardi non può permettersi più di andare a scuola e all'università. Il ridimensionamento scolastico subito da questa amministrazione di centrodestra ha di fatto privato della scuola intere comunità e interi paesi. Assistiamo oggi invece, per quanto riguarda l'università, alla privazione del diritto allo studio. Tantissimi, più del 40%, sono gli idonei non beneficiari di borsa di studio, quindi privati di un diritto costituzionale che prevede che i capaci e meritevoli possano arrivare ai gradi più alti di istruzione, e sono sempre meno le persone che possono permettersi di studiare nelle città poliuniversitarie, anche perché nei paesi tanti sono i padri che hanno perso il lavoro, pochi sono i figli che l'hanno trovato.